Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti a questa puntata scoppiettante del nostro magazine. Allora, sì, perché questa volta noi andiamo a parlare di due film, diciamo così, perché di film si tratta, musicali, come ci piace a noi. Ci avviciniamo all'estate, cerchiamo di favorire, voglio dire, o le rivisitazioni di film, di vecchi film che non sono stati visti, o al contrario di film a tema musicale proprio molto stringente come questi. E direi che il primo di questi film ne vai a parlare tu, caro Massimo. Ok, allora parlo di questo individuo, lo riconoscete? Anche se questa fotografia sembra quasi quella da Wanted, da galera, proprio da ricercato. In realtà parlo del nuovo film testé al cinema di Baz Luhrmann, il regista di Romeo più Giulietta, di Moulin Rouge, del grande Gatsby, Elvis, la biografia di Elvis Presley, Elvis the Memphis in the Pelvis. Un film iperbolico, soprattutto non solo visivamente, perché poi tra l'altro narra in maniera filologica e cronologica la vita di Elvis dall'inizio di carriera, quando non è un emerito sconosciuto, fino a quando proprio ha il massimo successo, i fuochi d'artificio totali, ma accompagnato e narrato da questo famoso e famigerato colonnello. Il famoso colonnello che conosce Elvis Presley sa che questo grandissimo cantante fu accompagnato al successo e coadiuvato nel suo successo da questo manager, il cosiddetto colonnello Tom Parker, interpretato da un magistrale Tom Hanks, truccatissimo, imbolsito, grosso, quasi riconoscibile, tranne che per le espressioni proprio per i primi piani dove si riconosce il grande Hanks. Allora, devo dire che sono tutti da Oscar, a mio avviso, no? Regia, gli attori, questo Austin Butler che ha fatto una marea di serie TV, anche alcuni film, tra cui quello con Tarantino, C'è una volta Hollywood, e quindi questa ascesa alla fama mondiale di Elvis Presley fino alla relazione con la Priscilla Presley e poi tutto al declino viene narrata in maniera iperbolica a dir poco. Veramente il film è un effluvio, un magmatico effluvio di sequenze, di montaggio strepitoso, di musiche su musica. Allora, mentre lo ascoltavo e lo vedevo, ma soprattutto lo ascoltavo, mi è venuto in mente quel famoso gioco, che non so se ti ricordi Marco, il famoso gioco Dove Wally, che devi cercare questo personaggino che è sempre nascosto in questa miriade, in marasma di personaggi, e devi scovare questo Wally. Ora, perché mi è venuto in mente Wally, che poi tra l'altro Dov'è Wally, se lo cercate, è un personaggino che ha questo maglione a righe bianche e rosse, questo cappellino di lana, questi capelli un po' così sbarazzini, questi occhialetti, ed è sempre nascosto in mezzo a miliardi di altre persone. Allora, perché vi dicevo? Perché la bellezza dell'impianto musicale, l'impianto sonoro di questo film Elvis è dato dal fatto che in mezzo ai pezzi di musica originale, ai pezzi di musica preesistente, a pezzi nuovi, a brani nuovi, a tracce nuove, molto rap, trap, rhythm and blues, devi scovare le famose canzoni, le famose melodie delle canzoni di Elvis Presley. Tra l'altro proprio avuto difficoltà a scovare una delle sue più famose, perché ci sono quasi tutte, ma quella Viva Las Vegas non sono riuscito perché dici ma prima o poi spunterà, mi hanno detto che c'è, ma l'ho quasi percepita, ma in realtà forse no. Però in mezzo c'è tutta la storia, tutte le canzoni mitiche, i famosi ancheggiamenti di Elvis, e le musiche sono affidate a questo produttore insieme a Baz Luhrmann del film, che si chiama, io non lo conoscevo, si chiama Elliot Wheeler. È un produttore che ha fondato i Turning Studios, dove tra l'altro lavora anche Baz Luhrmann, si affida proprio a lui, e ha creato anche le colonne sonore di questa serie Netflix che si chiama The Get Down, e ha avuto a che fare con musicisti, cantautori e strumentisti di successo. Ne è uscito qualcuno, Florence Plus The Machine, sia Diane Warren, William Ham, Nile Rodgers, Christina Aguilera, Emily Warren, Danka Shake e tantissimi altri. Ed è un personaggio molto particolare. Devo dire che la sua colonna sonora
che mescola alla perfezione in maniera veramente divina, e sottolineo divina, pezzi, cioè le melodie delle canzoni famose, Suspicious Minds e tantissime altre, a pezzi, proprio brani scritti appositamente da lui in maniera sinfonica, tra l'altro, sinfopop con rimandi alle colonne sonore anni 70, quasi quelle delle Black Exploitation, e poi tutte le canzoni di Elvis. Devo dire che c'è un lavoro sull'audio e sulla musica che da veramente dargli immediatamente l'Oscar, come da darglielo anche a tutti quanti gli autori, i protagonisti di questo film, ce ne sono tanti, e proprio all'impianto registico, perché come al solito il Luhrmann è, se pensate a Moulin Rouge, è pura follia visiva. E poi ti innamori del personaggio di Elvis, qualora tu non sia stato mai un suo grande fan, potresti effettivamente diventarlo. E mi viene di citare, come vi ho fatto vedere poc'anzi, questo famoso documentario che si chiama The Elvis Presley The Searcher, e mi è venuto subito voglia di andarlo a rivedere dopo aver visto il film di Luhrmann e andarmi a ascoltare questi 3 CD dove c'è veramente il grande Elvis, e vi lascio con questa immagine iconica che nel film viene sdoganata ogni 2x3. È un film che attualmente è nelle sale, no? Quindi immagino che ci resterà anche un po' per le varie arene estive, insomma, quindi andatelo a vedere perché, come dice l'amico Massimo, ne vale la pena. Allora, noi questo è il momento invece, prima di passare all'altro nostro consiglio, del nostro promo riguardante Soundtrack City Plus, perché in questi giorni è disponibile l'intervista su Plus ad Anton Giulio Frulio. Lo diciamo 2 puntate schioppettanti perché Anton Giulio è proprio, come posso dire, un fiume in piena, ecco, diciamo così, un fiume in piena, e noi adesso vi facciamo sentire un brevissimo estratto di questa intervista Anton Giulio Frulio, che potete trovare su Soundtrack City Plus. Perché l'hai fatta la serie televisiva nipponica. Sì, ma più di una perché lì funziona. Loro chiamano musicisti a secondo di quello che pensano possa servirgli. Non è che sempre c'è uno che fa tutto. Cioè chiamano quello perché pensano che sul pezzo romantico è più forte. Poi chiamano quell'altro che è più elettronico e gli piace. Però che cosa succede? Che mentre tu prima ti facevi un mazzo così per fare una serie da solo, adesso ti fai lo stesso mazzo ma facendo soltanto una parte della musica. Mi dici invece, Anton Giulio, citamene uno, un lavoro dove tu hai potuto veramente esprimere quello che volevi musicalmente senza tanti steccati. Ragazzi, io questa cosa qua l'ho fatta in 2 o 3 lavori che però purtroppo non posso dire perché sono stati firmati da altri. No. Questa cosa io me la segno a vita. Minuto 41:08, questo me lo segno perché questo è il promo proprio. Ok. Questo è il promo, okay. infatti. Esatto. Bene, finita questo promo che vi anticipa, come vedete, alcuni temi piuttosto, come dire, spigolosi. Scottanti, ma divertentissimo. C'è da scoprire di ogni su questa intervista, in 2 parti, ricordiamo. Ma allora, invece tu mi parli sempre di un film e di un grandissimo cantautore, vorrei dire che, cioè, non è che... Anche premio Oscar. Peraltro premio Oscar con le musiche di un film di Bertolucci degli anni '80, se non vado errato, L'ultimo imperatore, insieme a Kong Su e un certo Sakamoto, sì, non so chi sia questo, uno così. Tra l'altro ti ricordi che in quel frangente lì c'era David Byrne scrisse la colonna sonora in modalità orientale, invece Sakamoto la scrisse in modalità occidentale. Che ci sta tutto, sta nelle loro corde proprio, perché proprio sono artisti appunto reporter della musica, in qualche modo, della musica
tradizionale di ogni territorio, direi, perché veramente hanno open mind vero. Allora, veniamo invece a noi. Trattasi di David Byrne's American Utopia, viene spesso citato nella categoria musical, e effettivamente ci sta questo come film. È un film musicale tratto praticamente dalla messa in scena che abitualmente si fa di questo spettacolo. E allora io ne sono rimasto veramente folgorato. Uno, perché David Byrne è questo genio visionario sempre proiettato nel futuro, e questa American Utopia è, dal punto di vista tecnico, un qualche cosa da vedere, perché la prima cosa che salta agli occhi è il palco libero. Ci sono 12 musicisti, compreso lo stesso Byrne, che sono in piedi sul palco, ognuno di loro ha uno strumento a tracolla, perché lui lo spiega anche durante lo spettacolo. Lui sognava un concerto senza cavi, senza strumenti fissi, ma quindi con una completa libertà di potersi muovere. E quindi questi 12 musicisti che cosa fanno? Si muovono in continuazione, ballano, ci sono delle coreografie, ci sono 5 percussionisti, voglio dire, perché per rifare in qualche modo il fraseggio di una batteria serve, se sta in piedi, serve uno che suona rollante, l'hi-hat, l'altro la cassa, l'altro ancora solo i tom, poi ci sono i percussionisti veri e propri, 2 coristi, tastierista che va in giro con la tastiera attaccata a tracolla e che è anche colui che ha realizzato tecnicamente tutta questa storia. Altra questione molto bella dal punto di vista tecnico è che anche le luci hanno dei sensori attaccati alle spalle, alle loro giacche, che fanno sì che le luci automaticamente li seguono ovunque stanno all'interno del palco. Quindi, come dire, tu vedi questo palco completamente sgombro, ci sono solo delle false quinte intorno che sono delle tende, ti sembra che ci siano delle sequenze musicali, invece spiega David Byrne che tutto quello che fanno è suonato live, ok? Tutto ovviamente sfruttando i wifi, tutto senza cavi, ed è una cosa già dal punto di vista, ecco, visuale, Massimo, e già vale la pena vederlo. Poi ci sono i contenuti musicali di tutto il repertorio dei Talking Heads, ma anche di quello solista di David Byrne, reinterpretato in questa chiave, con questo tipo di organico. E infine il contenuto, quello dal punto di vista delle idee, lo dice il titolo stesso, American Utopia, è un'America che in qualche modo si vorrebbe che fosse David Byrne, cioè un'America dove non ci sono steccati razziali, un'America che dal punto di vista lavorativo dà le sue certezze, un'America in qualche modo progressista a tutti gli effetti, ma nel senso proprio vero e più reale e più positivo del termine. Non voglio spoilerare, ma una cosa la devo dire: anche l'uscita, anche la parte finale di questo spettacolo, quando i musicisti se ne vanno, anche lì nasconde delle sorprese che non vi dico. Il tutto, questo spettacolo, la regia di chi è? Di Spike Lee. Quindi c'è un'attenzione, ad esempio è molto bello, ne dico solo uno, c'è un brano, l'unico brano che non di David Byrne, ma di Janelle Monáe, che è una artista di colore, dedicato a tutti, ahimè, gli assassini a sfondo razziale afroamericani che ci sono stati appunto negli States, ovviamente negli ultimi tempi, e il testo recita solo i nomi delle vittime. Non c'è nient'altro praticamente che i nomi delle vittime, realizzato in questo senso solo con gli strumenti a percussioni, quindi c'ha questo che di tribale ma drammatico. Insomma, un'esperienza che potete vedere su Sky Arte, anche ovviamente Now TV, che sarebbe la TV digitale appunto di Sky, del gruppo Sky. Ve lo consiglio veramente, perché è una botta di positività, di energia musicale e soprattutto di grande fascino dal punto di vista proprio della realizzazione tecnica.
Sono stato esaustivo, caro Massimo? Una hype addosso, una voglia di vederlo, è incredibile. Poi a me Byrne piace, quindi va bene. Peraltro voglio dire, il caro Byrne c'ha un'età, ma da vedere come si muove sul palco, cioè sembra che ha 20 anni di meno, quindi beato lui. Io ancora mi ricordo l'inizio di Sorrentino di Youth, la giovinezza, con la camera al contrario che riprende Byrne, sì. meraviglioso. Anche quel pezzo è contenuto in questo film musical, musicale che dir si voglia. Anche Elvis è un film musicale, non è un musical, ma è un film musicale, quindi attenzione. Allora, arrivederci a tutti alla prossima puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo, ciao a tutti. Ciao Marco, buon ascolto.